Ma come si usa la scheda tachigrafica? Se stai facendo le patenti per il camion, o sei alle prime armi, o semplicemente se ti interessa sapere come un camionista usa la sua scheda, guarda questo video. Per inserire la scheda tachigrafica, in questo caso su questo tachigrafo, bisogna tenere premuto 1, viene fuori questo inserto e inseriamo la scheda con la foto sul lato basso. Una volta inserita la tessera, daremo sempre ok, poi qua facciamo aggiungi entrata, sì, ok, e qua è sempre ok, 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 3, 2, 1, eccolo qua, vedete? Ha caricato la scheda. Per quanto riguarda invece fare un video più dettagliato riguardo alla mia giornata tipo, seguitemi nei miei video che sicuramente ne pubblicherò uno. Ok, mi hanno finito di caricare e adesso si parte. Siamo arrivati nelle aree di servizio, adesso andiamo a berci un buon caffè, facciamo i 15 minuti e come vedete qua adesso io sono in riposo. Usando la freccia in basso andiamo a vedere, adesso sono già a 3 minuti. Faccio i 15 minuti e poi si riparte. Ciao ciao. Ripartiamo. Abbiamo fatto esattamente 19 minuti, quindi abbiamo già fatto i 15 e possiamo ripartire. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che io adesso sto andando a Reggio Emilia, dopo ho un'altra consegna da fare a Campeggine e altre 2 verso Milano. Dopodiché mi fermo per fare la pausa e domani ricarico per ritornare di nuovo a Venezia. Siamo arrivati al primo scarico, adesso vado a portare le bolle, scarichiamo e poi ripartiamo. Mi raccomando, quando scaricate il camion di solito va in automatico quando lo spegnete sul lettino. Voi premete uno ancora e andate su martelletti, perché se vi succede qualcosa durante la fase di scarico e avete il lettino al posto dei martelletti, sono guai. Poi so benissimo che per questioni di tempo facciamo le pause durante lo scarico. Io personalmente non lo faccio perché non vorrei mai incappare in situazioni gravi. Se vedete ho preso un po' di acqua ragazzi, però d'altronde non importa, è acqua, dai. Andiamo. E comunque ogni volta che lavo il camion deve piovere, Dio po'. Chiuso le porte del frigo e adesso ripartiamo. Ricordatevi ragazzi che il tachigrafo fa tutto in automatico. Quando io muovo il camion parte automaticamente con la guida, non vi dovete preoccupare. Dai che andiamo! Siamo arrivati qua a Campeggine. Mi raccomando, sempre martelletti durante lo scarico. Oh. Dopo che goccia pa litri di piova, perché qua in Emilia Romagna ogni volta c'è 80 di acqua che dovessimo perdere. Andiamo! Ottimo, siamo arrivati. Adesso facciamo mezz'ora di pausa, mangiamo e vi faccio vedere a quante ore siamo arrivati di guida. Siamo arrivati esattamente a 3 ore e 36 di guida.
Abbiamo fatto 15 minuti di pausa, quindi ce ne manca altra mezz'ora e poi si riparte. Adesso mangiamo e facciamo la live insieme a voi. Ok ragazzi, finita la live, adesso si riparte, mezz'ora fatta, direzione Milano. Andiamo. Ok, siamo arrivati a Milano, adesso faccio questo scarico, poi partiamo per il prossimo e poi abbiamo finito la giornata. Scarico qua, l'Iscat è finito, adesso direzione Tribbiano e poi ci siamo. Sono arrivato all'ultimo scarico, non vedo l'ora di finire che poi andiamo a fare la pausa. Scaricato anche qua a Tribbiano, ho anche risciacquato il frigo con l'acqua e adesso si parte per andare verso San Giuliano Milanese, dove andrò a fare il riposo. Arrivati sul posto, una volta spento il camion, il tachigrafo andrà automaticamente in riposo. Se avete finito il turno di lavoro e dovete andare a casa, tenete premuto qua, poi qua su paese fine I, che sarebbe Italia, schiacciate ok. Una volta caricato tutto quanto, vi butterà fuori la scheda, voi la tirate via, chiudete tutto e arrivederci. Spero di essere stato chiaro su come funziona la tessera tachigrafica durante la giornata. Se questo video l'avete trovato interessante, seguitemi perché ne metterò molti altri. E mi raccomando, attivate la campanellina andando sul mio profilo in alto a destra, perché quello servirà per farvi apparire la notifica quando io farò la live. Vi saluto e un abbraccio, ciao!